Buonasera e grazie a tutti per essere qui a questo incontro organizzato dal Centro per la Formazione e Sicurezza di Belluno. La parola a Mary Stiz. Buonasera, benvenuti al nostro convegno, la formazione sulla sicurezza per una concreta consapevolezza dei lavoratori. La patente a punti sarà il nostro argomento per il lavoro responsabile nei cantieri Remove. Diamo subito la parola al nostro presidente CFS, Dario Pietro Tonin. Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Porgo i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti di questo convegno da parte di tutte le componenti della scuola. Ringrazio i relatori che svilupperanno i temi previsti dal programma di oggi. In particolare ringrazio Veneto Strade, con cui abbiamo intrapreso una collaborazione finalizzata alla migliore formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, e spero sia da esempio ad altre iniziative coinvolgenti enti, appaltatori e imprese. Il CFS, cioè la scuola di Sedico, dopo la fusione col CPT, svolge un'importante azione formativa del settore della sicurezza. Sulle modalità per svolgere al meglio il compito abbiamo molto dibattuto, individuando delle criticità, ma anche convincendoci che la migliore soluzione sia proprio la collaborazione tra i vari soggetti che a vario titolo accedono ai cantieri, senza però confusione di ruoli. Riteniamo che il nostro ruolo sia quello di lavorare, passatemi il termine, lavorare sulla testa del lavoratore, in modo che il suo comportamento in sicurezza diventi metodo, indipendente dal cantiere in cui si trova. Infatti il cantiere edile è un luogo di lavoro poco stabile o addirittura in movimento, e la consapevolezza e responsabilità del lavoratore sono fondamentali. Allo scopo intendiamo perseguire nel confronto e nel dibattito con le componenti sindacali, gli organi ispettivi, l'INAR, SPISA, l'Ispettorato del Lavoro, eccetera, e i tecnici che svolgono attività di consulenza. Stiamo anche analizzando l'andamento degli infortuni delle varie province del Veneto per trarre maggiori informazioni. Sono altresì convinto che anche da questo convegno trarremo utili indizi per migliorare la nostra attività. Buon lavoro e ringrazio di nuovo tutti i partecipanti. Grazie. Grazie Presidente Dario Pietro Tonin. Passiamo ora la parola all'ingegner Michele Artusato, responsabile direzione operativa di Veneto Strade SPA. Buonasera a tutti. Il concetto di sicurezza diventa più pregnante nel momento in cui viene affiancato da due eventi straordinari. Uno, quello dell'urgenza, e l'altro, quello della enorme quantità di interventi che devono essere fatti. E questo è stata proprio la condizione che Vaia ha creato nel Bellunese. Abbiamo avuto un evento straordinario, abbiamo avuto una situazione che mai prima si era venuta a creare e abbiamo pensato, mettendo insieme un po' tutte le questioni, in primis al rischio, alla riduzione del rischio dei lavoratori. E in questo senso abbiamo messo in piedi questo progetto che si chiama Recupero della Montagna Veneta, dove il punto centrale è evidentemente la sicurezza. Se mi permettete di condividere un contributo in slide, vediamo se parte. Ci siamo? Lo vedete? No? No? Perfetto. Lo rifacciamo. Eccoci qua, vediamo se si riesce. Mi pare che non riusciamo a caricare le slide.
Niente, non trovo. Ingegnere, conviene che apra direttamente la schermata di presentazione di Windows. Sì, ma in realtà non viene fuori perché non ho niente. Vediamo se tra i file. Eccola qua, vediamo se la carica. Ci siamo? La vedete adesso? Sì. Perfetto. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Perfetto. Ecco, qual è la situazione dopo Baia? La situazione dopo Baia è che gli schianti hanno creato alcune situazioni di pericolosità per valanghe. Alpav, l'azienda regionale, li ha classificati. Ce n'erano 86 su abitazioni e strade comunali e 59 su strade provinciali o regionali. In totale Baia ci ha regalato 1230 ettari di nuove situazioni valanghive su 145 siti totali. Questa è un po' la mappatura, la distribuzione, quindi vedete una grande concentrazione nell'Alto Agordino e poi una distribuzione un po' più omogenea sulla parte del Feltrino, su Vicenza e sulla parte del Cadore, fino al Comenico. La situazione è quella che conosciamo, credo tutti. Queste sono immagini significative di versanti completamente abbattuti e schiantati, e quindi un versante acclive dove la neve accumulato si poteva scendere sulle sottostanti attività. Per far fronte a questa emergenza, il commissario straordinario per l'emergenza Luca Zaia ha predisposto nel 2019 un cospicuo piano degli interventi che solo per la parte valanghiva aveva 80 milioni in dotazione, a cui vanno aggiunto altri 13 milioni per la protezione diretta delle valanghe sulla viabilità di Veneto Strade. In totale quindi il programma ha stanziato 93 milioni di euro per far fronte a questo tipo di emergenza. Come vedete abbiamo cominciato ad affrontare le condizioni più a rischio, che sono quelle più in quota, ovviamente, dove gli accumuli di neve sono più frequenti e più ampi, e poi abbiamo cominciato a fare dei progetti e a pubblicare gli appalti. Alla fine del luglio 2019 tutti gli appalti erano stati consegnati e le imprese hanno cominciato a lavorare. Queste sono alcune delle mappature di dettaglio, ma sul volo di Vinallongo piuttosto che Roccapietore, e questi sono alcuni dei classici esempi di interventi che si vanno a creare. Ad oggi il 70% di questi interventi è praticamente sviluppato. Manca ancora un po' di interventi nelle parti più alte, dove i tempi di lavorazione ovviamente sono condizionati dalla presenza della neve, che si riducono di fatto a pochi mesi, e entro quest'anno, comunque entro ottobre, tutti i cantieri relativi al rischio valanghivo saranno conclusi. Ovviamente abbiamo assistito a una certa anche innovazione, se volete, nella gestione di questi cantieri, con un uso sempre più frequente, ad esempio, dell'elicottero per quanto riguarda il trasporto dei tronchi e il trasporto del materiale in quota. Peraltro, proprio con le stesse collaborazioni è stato fatto anche uno specifico corso appunto sulla rimozione del materiale con elicotteri proprio a Roccapietore l'estate scorsa. Come vedete le tipologie di intervento sono diverse, ovviamente relativamente al tipo di versante, al tipo di protezione che deve essere data. Per valutare esattamente però la
la situazione non basta soltanto dire che un sito è valanghivo, bisogna anche capire qual è il rischio, ovvero che cosa si intende per rischio. Per rischio si intende il prodotto tra quello che è il pericolo e quello che è il danno potenziale. Allora, non tutte le situazioni sono al medesimo livello di rischio, pur essendo tutte nella stessa condizione di pericolo. E quindi è stata fatta una specifica commissione con l'università, con ARPAD, con urbanistica, con ovviamente tutta la parte relativa alla difesa idrogeologica, per valutare esattamente con quali parametri dovevano essere misurate le zone di rischio. Questo perché poi introduce anche il tema dei vincoli di tipo urbanistico sul territorio, perché evidentemente una zona ad elevato rischio ha dei vincoli di impossibilità di edificare e dei vincoli chiaramente anche di impossibilità di recuperare determinate strutture. Detto questo, siamo riusciti quindi a identificare in dettaglio le zone su cui operare una protezione intensa, quindi con reti, con situazioni di anche di grosso impatto sul territorio, e altre dove invece era possibile, perché il rischio era più contenuto, utilizzare strumenti meno impattanti che nel tempo andranno a degradarsi, ecco l'uso ad esempio del legno invece che di strutture metalliche, dando tempo nel frattempo al bosco di rigenerarsi e quindi di riproporre la naturale protezione. Ecco i tre concetti di cui vi parlavo prima. Remove è il recupero della montagna veneta, è nato proprio dall'urgenza, dalla straordinarietà e dalla sicurezza, dal percorso virtuoso attraverso questi concetti. Ovviamente voi sapete che lavorare nel bosco è sicuramente un lavoro pericoloso. Lavorare su un bosco schiantato è assolutamente ancora più pericoloso. E per questo abbiamo cominciato a prendere tutte le esperienze che erano sia fatte dai servizi forestali sia dalla bibliografia e le abbiamo messe insieme. E alla fine, con l'aiuto di tutti, anche in particolare del dottor Botte, che ci seguirà successivamente nell'illustrazione, siamo riusciti a identificare un progetto che, rispettoso dell'ambiente e rispettoso della sicurezza delle persone, potesse, coinvolgendo istituzioni ovviamente quali Veneto Strade come soggetto attuatore e chiaramente il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro dello SPISA, proprio per definire le procedure, potesse alla fine arrivare a diventare lavoratori, direttori di cantieri, progettisti, direttori lavori, coordinatori per la sicurezza, tutti soggetti attivi nella possibilità di fare al meglio e in sicurezza il lavoro di ripristino e di aumento della resilienza rispetto ai danni che Vaia ha creato e rispetto alle condizioni di rischio che Vaia ha prodotto con gli scavi. Io lascio qui la parte poi più specifica ai colleghi, ma direi che insomma la dimensione del problema è elevatissima. L'impegno economico messo dai programmi commissariali, come avete visto, è di 93 milioni e probabilmente quest'anno se ne aggiungeranno altri 23. Quindi è ingentissimo. E noi speriamo che alla fine, non solo per la parte valanghe, ma anche per una parte collaterale dove stiamo lavorando in maniera importante, che è quella della protezione della caduta dei sassi, perché il tema d'inverno è le valanghe, ma d'estate sono anche i sassi che rotolano giù dai versanti dissestati, riesca a trovare una situazione per cui il rischio complessivo della montagna si abbassi. Chiaramente noi sappiamo che la montagna a rischio zero non l'avrà mai, ma siamo convinti che possa esserci un rischio accettabile e che questo percorso porti sia a realizzarlo sia ad attuare un rischio assolutamente contenuto. Vi ringrazio. Grazie all'ingegnere Artusato per averci descritto il progetto. Passiamo ora la parola al direttore del CFS, Danilo De Giacomo,
che andrà a delineare qual è il ruolo del CFS nella formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e coordinatori nel cantiere Remove o Remove. Direttore, non la sentiamo. Ok, ecco. Ringrazio per la partecipazione. Noi come scuola edile abbiamo sempre avuto l'opportunità di confrontarci con progetti innovativi e importanti. Negli anni 60 e 70 abbiamo collaborato con la ditta Rodio a formare una generazione di perforatori. Alla fine degli anni 90, con il Formel nazionale, abbiamo messo a punto i primi percorsi per utilizzatori di macchine complesse con rilascio dei patentini utili ai fini SOA. Questi patentini sono tuttora in vigore e vengono rilasciati in tutta Italia. A seguire abbiamo supportato la ditta Micoperi nella formazione delle maestranze che hanno operato nel recupero della nave Costa Concordia incagliata all'isola del Giglio. Più recentemente, con il gruppo Italcementi abbiamo formato e certificato la formazione rivolta a tutte le maestranze che per conto di Italcementi operavano in una quindicina di cave dislocate in tutta Italia, Sardegna e Sicilia compresa. Ora, grazie a Veneto Strade e alla Regione del Veneto e ai loro tecnici, abbiamo potuto sperimentare questa nuova formula formativa che, pur evidenziando la formazione di ogni singola persona, valorizza l'importanza del coordinamento e della pianificazione dell'attività, con conseguente puntuale verifica da parte dei coordinatori degli stati di avanzamento dei lavori. Io credo che il valore aggiunto di questo progetto sia proprio questo, una verifica puntuale prima e dopo, durante e dopo, di come si devono svolgere i lavori in sicurezza. Purtroppo siamo incappati in un periodo Covid che non ci ha permesso di sviluppare appieno questo progetto. Però, pur nelle difficoltà, abbiamo visto la bontà dello stesso e le potenzialità di questo progetto se applicato anche ad altre commesse edili. Quando si lavora assieme, scuola edile, maestranze, imprese, committente, enti di sorveglianza e di controllo, e si crea un progetto condiviso e a step si verifica che le cose siano attivate e si va puntualmente a capire anche il perché eventualmente non funzionano, dove stanno i problemi, chi non ha seguito le direttive. Secondo me un progetto così ben congegnato permette di raggiungere la fine dei lavori con pochissime problematiche in corso d'opera. Quindi per noi questo è un progetto molto importante, proprio perché coinvolge tutte le parti operative allo stesso livello, chiaramente nelle singole responsabilità, e ognuno deve rendere conto durante di come sta operando nel cantiere. Ecco, quindi per noi questa è una cosa molto importante. Ringrazio anche per questo incontro. Io confido che, finito questo momento, diciamo, di difficoltà, ci si possa trovare assieme e si possa effettivamente scrivere una guida che possa essere utile anche per tanti altri lavori. Dobbiamo pensare che adesso arriveranno anche tutti i lavori per le Olimpiadi, eccetera, e quindi Belluno sarà teatro di grandi attività operative. Se noi non riusciamo a esportare questo modello anche su altre commesse, effettivamente sarà difficile garantire una sicurezza dei lavori. Ringrazio nuovamente. Grazie direttore De Zaiacomo. Diamo ora la parola al dottor Dario Codemo, il nostro coordinatore interno area sicurezza CFS Belluno. Ci parlerà dell'importanza della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Prego Dario. Grazie mille Mary, buonasera a tutti intanto.
condivido anch'io un paio di slide e ditemi se si vedono. Ok? Bene. Facciamo partire anche questo. Ecco, mi trovo molto in sintonia su quello che è stato detto fino adesso. Io farò proprio un accenno generale appunto sulla formazione, sull'importanza della formazione sulla sicurezza, di cui il progetto Remove diventa appunto una peculiarità e un esempio da seguire. Breve cenno, cos'è la formazione sulla sicurezza? Immagino che la maggior parte di quelli che ci stanno seguendo o anche di noi relatori, insomma, sappiamo quello che è scritto all'interno del decreto 81, no? La formazione sulla sicurezza serve a trasferire conoscenze al lavoratore che poi deve acquisire delle competenze per lavorare in sicurezza. Quello che diceva il Presidente prima, per esempio, ecco, era lavorare sulla testa del lavoratore, no? Perché la sicurezza diventi un metodo di lavoro, di fatto. E questo è perfettamente in linea con questa definizione di formazione sulla sicurezza del decreto 81. Ecco, non è solo, quello che volevo dire io, non è solo l'intenzione anche del CFS, non è solo quello di fornire un attestato di formazione. Molte volte ci si ferma a questo aspetto, cioè il fatto che la formazione serve per avere un attestato per poter fare il lavoro in sicurezza. In realtà, appunto, questo progetto dimostra che la formazione è un percorso che porta a quello che si chiama il saper essere, ovvero avere una consapevolezza del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza, qualsiasi sia il nostro ruolo, lavoratore, addetto, gruista, addetto alle macchine, eccetera. Ecco, permettetemi di fare una citazione di questo personaggio che chi non lo conosce, insomma, lo cito, è un libro che ho riscoperto da qualche mese, Bernardino Ramazzini. Per chi non lo conoscesse, appunto, questo Bernardino Ramazzini, 1600-1700, quindi parecchi anni fa, aveva iniziato, è il capostipite, diciamo, di quella che è la medicina del lavoro. E cosa ha fatto lui di innovativo? Una cosa che sembra adesso normale, però in realtà ci si sta ancora riflettendo, ovvero è andato a vedere come lavoravano le persone e nessuno all'epoca lo faceva, andava in cantiere, andava nelle fabbriche e vi leggo un piccolo passo di un capitolo che dice: sarà compito di coloro che sono a capo delle miniere provvedere con ogni sforzo all'incolumità dei minatori e fare ogni tentativo perché questi vengano danneggiati il meno possibile. Ecco, i capi delle miniere. Poi continua, questo qui era un capitolo dedicato appunto alle miniere, continua parlando dei sovrintendenti delle miniere. Ecco, perché l'ho citato? Perché si inizia anche qui, no, a capire la necessità che deve esserci un ruolo, deve esserci una consapevolezza del ruolo che sia del capo o che sia anche del semplice, tra virgolette, lavoratore. Ecco, la formazione sulla sicurezza serve proprio a questo, a cercare di far capire alle persone il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e nello specifico il ruolo per quel che riguarda la sicurezza. E da anni il CFS ormai, insomma, è conosciuto come una realtà una realtà da cui prendere esempio per quanto riguarda tutta la formazione tecnica, soprattutto dei lavoratori del settore, in particolare edile, ma non solo. Quindi qui ci sono alcune foto di esempio di quelli che sono i corsi che noi proponiamo e sui quali appunto abbiamo un'esperienza pluriennale. Lavoratori su fune, attrezzature, utilizzo della motosega, eccetera. Ecco, e il progetto Remove, come diceva il nostro direttore, è peculiare perché appunto può essere preso come esempio innanzitutto appunto per le collaborazioni, perché è stato creato di concerto tra tutti i soggetti interessati, da Veneto Strade anche al pubblico, no? Perché c'è anche la Regione Veneto stessa che ha stanziato i fondi. E quello che ho trovato di molto interessante
e quello che vorrei condividere, che secondo me anche, io volevo anche, secondo me sarebbe interessante proprio da condividere un po' con tutti quanti, è quello che viene chiamato l'impegno per la sicurezza, ovvero all'interno del percorso formativo per i lavoratori che dovranno lavorare all'interno dei cantieri VAIA, diciamo così, e quindi cantieri Remove, tutti i lavoratori devono firmare questo impegno per la sicurezza. E io ho detto anche l'altro giorno a un incontro formativo che c'è stato, gli ho detto, al di là della formazione del test finale, ricordatevi che poi voi vi impegnate, ovvero in breve cos'è questo impegno, poi magari il geometra Botte ne parlerà un po' più nel dettaglio, comunque è una sorta di patto che viene fatto tra il lavoratore e l'azienda Veneto Strade, ma non solo, perché all'interno si fa anche riferimento al carattere sociale che hanno questi cantieri, no? Proprio perché è stato, come diceva l'ingegnere Artusato, un evento peculiare questo di VAIA. E il lavorare all'interno di questi cantieri deve essere anche una sorta di orgoglio, no? Dei lavoratori che si impegnano per il territorio, per ripristinare il territorio in qualche modo. Ecco, questo impegno è una cosa importante per dire attenzione che tu ti stai assumendo appunto un impegno e il tuo ruolo all'interno di questi cantieri è fare il lavoro fatto bene, come diceva sempre il presidente Tonin, e fatto in sicurezza. Ok, è quella che viene chiamata consapevolezza, no? Ecco, basta. Io ho finito brevemente. Se volete informazioni di dettaglio sui corsi che proponiamo, andate a visitare il nostro sito scolaedilebelluno.it. Quella è la mail per informazioni varie, sempre legate alla sicurezza o ai corsi di formazione. E basta, ringrazio tutti. Vedete, ecco, ho messo la foto, stavo cercando prima una foto e mi sono ricordato che all'inizio, quando sono venuto qui, una delle prime foto che ho fatto del centro della scuola qui è proprio del cantiere esterno, ecco. Come vedete ci sono varie attrezzature, insomma la struttura che abbiamo consente anche di fare attività pratica, ecco, e questo secondo me sempre sul discorso del ruolo della sicurezza è una cosa fondamentale. Bene, grazie a tutti. Grazie Dario Codemo, nostro coordinatore area sicurezza. Eccoci ritrovati, passiamo ora la parola al dottor Sergio Boso, tecnico della prevenzione dello SPISAL ULS 1 Dolomiti, che ci spiegherà qual è il ruolo dello SPISAL nei cantieri Remove. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sì, grazie. Allora, benissimo, ero un po' preoccupato perché ho avuto qualche problema di collegamento. Intanto, per chi non mi conosce, sono appunto Sergio Boso, un tecnico della prevenzione dello SPISAL, dell'azienda sanitaria locale numero 1 di Dolomiti. Il tema ruolo dello SPISAL nei cantieri Remove è partito fin dalla fine del 2019, inizi del 2020, con delle riunioni tecniche con la scuola di formazione Belluno, e i tecnici e Veneto Strade. Lo scopo era quello appunto di individuare delle linee operative di gestione per la messa in sicurezza appunto dei siti valanghivi formatisi a seguito degli schianti da tempesta Vaia. Altro scopo era anche quello di eseguire una formazione specifica per gli operatori che lavoravano in questi cantieri, insomma, in modo che non fosse una formazione generica, ma fosse una formazione specifica proprio nei luoghi dove dovevano operare. La prima parte è stata in parte attuata, nel senso la collaborazione, c'è stata un'ottima collaborazione appunto con l'architetto De Giacomo, Botte, Alverà, insomma vari soggetti che hanno avviato questo progetto. La seconda parte invece relativa alla formazione non è stato possibile attuarla in quanto
siamo stati coinvolti appunto con l'epidemia Covid e di conseguenza tutti i nostri sforzi sono stati dedicati appunto alla vigilanza sull'applicazione delle norme di riferimento appunto della prevenzione di questa epidemia. Per cui ci è dispiaciuto anche non poter collaborare con portare avanti questa buona collaborazione. Un obiettivo di tutti sicuramente era quello di non avere incidenti con danni a persone e all'ambiente, rispettando le regole, appunto affinché i cantieri forestali fossero sicuri, sapendo che il settore agricolo è tra i settori maggiormente a rischio, agricolo-forestale chiaramente, sono tra i settori con l'indice di infortunio maggiore. Ed infatti, proprio su un cantiere Remove, un cantiere legato alla pulizia dei versanti, eccetera, è successo un grosso infortunio, insomma. La procura di Belluno ci ha attivato immediatamente, un infortunio con una prognosi finale di 200 giorni circa, per cui grave. Personalmente ho svolto le indagini su questo infortunio, appunto con delega della procura, e l'aspetto positivo che posso evidenziare di questo progetto, intanto la scuola di formazione di Belluno mi ha messo a disposizione gli attestati formativi specifici che il lavoratore aveva avuto per il cantiere dove si è infortunato. Per cui, oltre alla formazione generale del lavoratore, ho potuto attingere a questo materiale che mi ha messo a disposizione la scuola. Un altro aspetto positivo di questo progetto, che è stato molto utile nel portare avanti le indagini, è stato il lavoro svolto dal coordinatore. Infatti, il coordinatore del cantiere ha predisposto il rapporto di incidente con danno. Vi ricordate all'inizio che lo scopo era quello di individuare delle linee operative, no? Remove, utili? Infatti questo rapporto di incidente con danno che ha predisposto il coordinatore, intervenuto immediatamente dopo l'infortunio, facendo dei rilievi fotografici, metrici, individuando i personaggi, i luoghi, in questo caso la ceppaia che si è rovesciata con il tronco dell'albero, insomma, individuando tutta una serie di elementi, persone presenti, apprestamenti di sicurezza, la località e rilievi metrici fotografici che mi ha trasferito immediatamente e sono stati utili per portare avanti le indagini legate a questo infortunio. Per cui io direi che il processo, questo progetto di recupero della montagna veneta identificato con Remove, personalmente allo Spisal, in questo caso poi anche la magistratura, è stato un elemento utile, insomma, per quanto appunto riguarda la formazione delle maestranze, per quanto riguarda proprio anche la gestione, la modulistica di gestione e appunto rispetto il rapporto di incidente con danno. Pertanto, e qui concludo, sicuramente personalmente, ma anche a nome appunto di questo servizio, abbiamo ben visto questo progetto Remove, abbiamo ben visto la collaborazione appunto con la scuola edile, in particolare appunto con l'architetto De Zaiacomo, con il geometra Botte e anche il geometra Albanello, con cui abbiamo visto assieme dei piani di sicurezza e coordinamento. Abbiamo avuto anche piacere, non so se riesco a inquadrarlo, abbiamo anche avuto piacere che in questo progetto venissero acquisite le informazioni inerenti la guida che è stata predisposta appunto dallo Spisal, prevenzione e sicurezza nei lavori boschivi nella provincia di Belluno. Parte di alcune foto di questa guida, in ogni caso alcune indicazioni, alcune osservazioni sono state acquisite nei piani di sicurezza e coordinamento
e di conseguenza dopodiché sono state acquisite nei POS delle imprese, per cui abbiamo avuto piacere anche di questo. Pertanto io ringrazio tutti quanti quelli che hanno lavorato su questo progetto e ne ho avuto buona soddisfazione. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Sergio Boso. Il ruolo dello SPISAL è stato sicuramente ed è essenziale. Passiamo ora la parola al dottor Luciano Agnoletto, coordinatore interno della sicurezza e salute di Veneto Strade SPA. Ci parlerà della gestione del coordinamento delle interferenze fra la rete stradale e i cantieri Remove. Prego. Buonasera a tutti. Io sono stato coinvolto in questo progetto Remove proprio per il lavoro che svolgo quotidianamente, in quanto mi occupo di segnaletica stradale, mi occupo di formazione cantieristica della strada, dei cantieri stradali e di sicurezza per i lavoratori. E sono stato coinvolto per sensibilizzare il personale che partecipa a questi corsi, il personale quindi che deve lavorare nei vari siti valanghivi e che quindi partecipa a questi corsi organizzati al CFS. Io devo illustrare qual è l'interferenza nei cantieri che dovranno andare a operare con le strade, cioè nel senso che per portare materiali, per portare le attrezzature e così via, bisognerà occupare, e come vedrete anche adesso da alcune slide che vi faremo vedere, dovranno occupare parte delle strade, di parte della carreggiata o anche completamente della strada in alcuni casi, e quindi installare una cantieristica stradale adeguata. Ecco, molto spesso i lavoratori che operano appunto in questi siti valanghivi hanno delle preparazioni specifiche nel loro settore, ma magari ignorano quello che prevede il lavoro e quindi l'installazione di queste cantieristiche, di questi segnali nei cantieri stradali. E quindi il mio compito è stato quello di cercare di preparare il personale che andava a lavorare in questi siti, preparare alla installazione di questi cantieri, quindi a come dovevano mettere i segnali che vedete, ad esempio questo è uno degli esempi, di occupazione suolo stradale e magari anche nel tempo, e quindi dovranno essere questi segnali muniti pertanto di adeguati strumenti. Allora, cosa bisogna fare? Vedete, bisogna essere in possesso di un'ordinanza rilasciata dal gestore della strada interessato. Normalmente le strade che vengono interessate in questi cantieri, in questi siti valanghivi, sono strade comunali, pertanto saranno il comune che dovrà autorizzare all'occupazione di questi tratti stradali. È chiaro che in queste autorizzazioni, quindi in queste ordinanze, verrà anche illustrato, ci sarà anche come dovranno allestire i cantieri stradali. Quindi i cantieri verranno allestiti a cura del lavoratore e dovranno essere in possesso i lavoratori di attestati di formazione. Quindi dovranno aver partecipato appunto a dei corsi di formazione stradale. Allora, nei vari siti e nei vari tratti stradali possono essere i casi, e questi casi di cantieristica stradale devono essere, come vedete nei siti, dovranno essere verificati volta per volta in queste tavole che sono previste nel codice della strada e che a seconda dei casi dovranno occupare quindi la strada e utilizzare dei metodi che possono essere quelli, ad esempio, del semaforo, di un'utilizzazione dei semafori,
che potrei quindi con la regolazione semaforica, oppure potrebbe essere anche quella più semplice con i movieri, nei quali appunto ci dovranno essere 2 persone adeguatamente addestrate che dovranno regolare il flusso del traffico. Queste persone che quindi andranno a effettuare appunto questo tipo di operazione dovranno essere muniti di DPI adeguati, quindi dovranno avere quindi, il vestiario, come vedete, in classe 3, quindi dovranno essere bene evidenti, perché l'importanza, soprattutto in questi tratti di strada, dove sono scarsa visibilità, sappiamo che sono tratti curvilini e così via, quindi dovranno essere la visibilità e la sicurezza di come dovranno comportarsi e quindi come dovranno operare durante l'occupazione di queste sedi, di questi tratti stradali. Ecco, questo era il nostro compito, era quello appunto di cercare di sensibilizzare il personale che magari non ha una preparazione adeguata a operare in questi tratti stradali. Bene, io vi ringrazio e vi ringrazio anche che mi avete coinvolto in questo progetto. Grazie, dottor Agnoletto. Anche questo aspetto tecnico va comunque tenuto in considerazione molto attentamente. Passiamo ora la parola al geometra Francesco Botte, responsabile del servizio prevenzione e protezione di Veneto Strade, che ci parlerà della patente a punti. Di che cosa si tratta? Buonasera a tutti. La patente a punti in realtà come dire, è uno strumento, semplicemente uno strumento. È uno strumento per cercare di coinvolgere tutti i protagonisti del cantiere, nessuno escluso, tutti i protagonisti, in un processo di consapevolezza, cioè migliorare il livello di conoscenza del rischio. E lo strumento che abbiamo utilizzato, il primo strumento è stato quello, ma non l'unico, perché in realtà è quello più eclatante, quello più che risalta immediatamente, perché ci richiama a un regime di sanzioni, di punizioni, eccetera. In realtà qui non vogliamo inserire, non abbiamo mai avuto nessuna intenzione di dover punire qualcuno, ma cercare di correggere, cercare di migliorare di continuo. Quanto indicato dal mio predecessore come relatore, il dottor Boso, è l'elemento chiave, cioè scoprire in anticipo le anomalie. La patente a punti ha questo scopo, cioè chiedere ai lavoratori di aiutarci nello scoprire, di diventare protagonisti, di aiutarci a scoprire, a condividere le informazioni che loro hanno, perché sono informazioni importantissime. E perché deve vincere quella resistenza, quel problema che è generato dal fatto che il cantiere, come diceva il presidente Tonin, è un luogo che purtroppo rappresenta pur sempre una situazione di rischio. E per quanto riusciamo a calcolarlo, ad analizzarlo e quant'altro, vi sono delle variabili elevatissime e può evidenziarsi questa variabile, può avere anche, come dire, un effetto non desiderato. Ecco, uso il termine della qualità, effetto non desiderato. Allora, per evitare gli effetti non desiderati, ci siamo concentrati su questo aspetto. Primo obiettivo, la patente. Bene. Lo strumento della patente è uno strumento, come dire, eclatante, è uno strumento che ci permette di aprire un discorso, però in realtà dentro lo strumento patente c'è una strategia. La strategia è coinvolgimento dei soggetti attivi e la strategia è non burocrazia. Cioè non abbiamo voluto con la patente a punti creare un'altra struttura burocratica, un'altra struttura di burocrazia. Abbiamo detto semplicemente questo: tutti i protagonisti del cantiere, nessuno escluso, ok? Nessuno escluso, deve lavorare insieme. La parola che mi è piaciuta molto ascoltare dal dottor Boso, la relazione del dottor Boso, che ringrazio, è stata quella insieme, per la volta insieme, perché solo insieme si riesce a vincere il danno, l'incidente e tutte le conseguenze non accettabili.
Bene, gli strumenti di lavoro che sono adottati praticamente sono 5. Un patto per la sicurezza. Il patto di sicurezza è, l'avete visto in precedenza con il dottor Codemo, semplicemente è come dire, un essere consapevoli della situazione ed è diventare, accettando questo patto, un protagonista, partendo però dalle imprese, cioè nel senso dall'alta direzione aziendale. E l'alta direzione aziendale che a livello contrattualistico non ha preso solo l'impegno di dover terminare i lavori, ma terminare i lavori bene, fatti bene. E bene si intende che anche l'obiettivo bene anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salute e la sicurezza dell'ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini. Giusto per darvi un particolare, nel livello progettuale del cantiere abbiamo dato moltissima importanza alle delimitazioni dei cantieri. Queste delimitazioni di cantiere rappresentano perché un'importanza notevole, ed è anche perché dell'interferenza stradale, perché è il luogo dove il cantiere si scontra con le persone più indifese, che sono i cittadini e sono l'ambiente. I cittadini non hanno il caschetto, per intenderci, non hanno la formazione per la sicurezza e non possono trovarsi nelle condizioni di affrontare un rischio, non lo devono affrontare. Quindi tutte queste fasi di interferenza sono state analizzate attentamente e sono state oggetto di un'attività progettuale. Quindi il patto per la sicurezza è sostanzialmente un incontro, un accordo contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice e in cui anche i lavoratori diventano protagonisti. E a questo punto si passa alla patente. La patente che cos'è? È un riconoscimento di consapevolezza fatta all'interno di un corso di formazione specifico, però sulle criticità del cantiere, attraverso l'ausilio di esperti del settore, dottor Canzano, esperto forestale, Mauro De Benedette, perito Mauro De Benedette, esperto nelle lavorazioni macchine all'interno dei siti montani, Albanello stesso, il geometra Albanello stesso, che è un esperto rocciatore, un esperto delle attività nei siti valanghivi. Siamo andati, e anche il dottor Boso, prima, e spero che termini questa situazione emergenziale, Sergio, lo dico perché è bello vedersi e lavorare all'interno di un contesto che è il nostro contesto. L'emergenza pandemica è una cosa inaccettabilissima. Mi dispiace molto che non sei stato presente. Ecco, chiudo una parentesi, non sei stato presente in questo periodo, perché vorremmo anche la professionalità dello SPISAL, perché è importante che nella formazione e negli incontri che facciamo con i lavoratori abbiamo ragionato non tanto sul cosa, le regole decise, eccetera, ma è un approccio sul loro grado di consapevolezza, sul loro grado di conoscenza, sul loro grado di addestramento e di formazione. È un requisito importante quello che chiediamo. Chi partecipa a questo corso di formazione deve aver fatto tutti i percorsi formativi. Se non ha partecipato ai corsi formativi, dispiace per i partecipanti all'attività formativa, non gli rilasciamo la patente. Quindi se non è in regola con la formazione, se è un preposto, un capocantiere, ma non ha fatto la formazione adeguata, e francamente sarebbe da ragionare anche sull'addestramento dei lavoratori, perché il riconoscimento dell'addestramento è una cosa che andrebbe fatta sul campo, ma in questo caso ci sono i coordinatori che interverranno poi per fare le verifiche. Quindi ecco una cosa interessante: la formazione si fa solo se vi è una base culturale su cui agire. Questa formazione è specifica ed è condotta da persone che hanno esperienza specifica nelle lavorazioni, nei siti valanghivi, in quel tipo di contesto. Quindi non è estraneo il livello di preparazione del formatore, perché è coerente con il tipo di attività lavorativa. E tra l'altro nell'attività lavorativa nell'attività formativa sono stati utilizzati gli strumenti di lavoro che sono stati adatti alle imprese per redigere i piani operativi di sicurezza e con cui sono stati anche realizzati il piano di sicurezza e coordinamento. Quindi siamo partiti a fornire ai direttori di cantiere, ai capi cantiere, ai lavoratori, ovvero i soggetti coinvolti nel processo, diciamo così, di formazione, tutti gli strumenti di lavoro
che poi servono per far bene il proprio lavoro, all'interno di un sito valanghivo in situazioni anomale rispetto a una normale situazione lavorativa, per via degli schianti, chiaramente, per via degli effetti del disastro Vaia. È chiaro che abbiamo ipotizzato una formazione differenziata tra i dirigenti e i preposti. La formazione differenziata è stata anche di sostanza, perché per i dirigenti e i preposti c'è anche le linee di comando, cioè come realizzare il comando, come il controllo, come deve essere effettuato, quale deve essere il livello di progettualità del cantiere. E nel lavoratore si è lavorato molto sulla consapevolezza, perché in quelle poche ore trasferire competenze e quindi era il riconoscimento di una competenza acquisita di questi lavori. Al termine di questo percorso di studio vengono assegnati 15 punti. Questi punti sostanzialmente sono indicati all'interno di un documento, è una sorta di tesserino in cui viene consegnato al lavoratore questo tesserino. All'interno di questo tesserino vi sono anche delle violazioni. Chi è che fa rispettare queste violazioni? Non entro nel merito delle violazioni. C'è anche chi mi ha detto, un operaio che all'ultimo corso mi ha detto ma non è giusto, voi ne date troppo pochi di punti. Ho detto guarda che se, gli ho detto proprio un commento terra terra, guarda che se ti togliamo 15 punti forse tu a casa non ci ritorni, perché non è i 15 punti. Se arriviamo a toglierti i 15 punti, il problema è che rischi non ti è successo nulla, per carità, perché se te le togliamo vuol dire che non ti è successo nulla, ma tu, se non fossimo intervenuti, se non interveniamo, tu a casa non ci torni, perché se sei abituato a violare delle regole elementari, tipo per esempio quello di manomettere i dispositivi di sicurezza delle macchine, quello di non utilizzare i dispositivi di protezione individuali, che sono gli elementi più critici, oppure di utilizzare macchine senza avere un addestramento adeguato, allora è chiaro che c'è qualche problema anche nell'affrontare il lavoro. Allora vuol dire che il grado di consapevolezza non è vero che è raggiunto. Quindi è vero che noi diamo un riconoscimento di consapevolezza al termine del corso, ma è anche vero che durante l'attività lavorativa viene misurato il grado di consapevolezza attraverso un percorso di analisi che deve essere condotto dalle persone che istituzionalmente hanno questo compito, e questo compito è garantito da vari soggetti, non solo soggetti tra l'altro della direzione lavori, ma anche soggetti dell'impresa che deve intervenire. Ed è per questo motivo, ecco, questi sono i numeri del coinvolgimento. Quindi la patente a punti in questo momento è stata, come dire, la formazione per la patente a punti, gli impegni della sicurezza. In questo momento abbiamo un totale di 337 persone che hanno partecipato a queste attività, e se avete modo di vedere c'è un'ultima scritta DL e CSE. Abbiamo coinvolto anche i coordinatori, perché anche loro, i coordinatori, i direttori dei lavori, perché anche loro devono essere parte attiva, perché poi sono loro ed è in pratica il coordinatore che andrà a valutare l'attività in cantiere, e in cui dovrà eseguire dei controlli, e i controlli operativi prevederanno non solo la classica mettimi a posto perché c'è questo errore, ma anche prendere provvedimenti, indicare quali possono essere le strade per poter come dire, sanzionare la persona che effettivamente ha sbagliato. Ricordiamoci che un lavoratore è anche inserito all'interno di un organigramma aziendale, quindi se sbaglia il lavoratore c'è anche un errore della catena di comando, della catena di controllo, e pertanto è un'analisi che deve essere affrontata, ed è per questo motivo che ai coordinatori sono stati forniti anche strumenti di analisi, tra cui l'analisi degli incidenti in cui viene analizzato. Sono stati forniti come strumento di lavoro tutte le linee guida, ed in particolare linee guida fornite e prodotte dalla Regione Veneto, che sono 2 linee guida importantissime per quanto riguarda le attività in ambito forestale, in cui vengono analizzati anche gli aspetti relativi agli interventi in presenza di schianti, che sono serviti proprio per poter guardarci intorno, perché in letteratura tecnica non c'è niente
non c'è niente. Quindi questo potrebbe essere per un domani l'esperienza che adesso ci stiamo facendo, sia per quanto riguarda la progettualità, ma soprattutto per la nostra attività di monitoraggio che andremo a realizzare, diventerà un'esperienza interessante su cui si potrà poi sviluppare quel lavoro che attualmente è ottimo, ma potrebbe essere ancora migliorato, che è stato prodotto dalla Regione Veneto in materia di intervento in situazioni di disagio ambientale. Bene, quindi come vedete non ho parlato solo della patente, ho parlato del progetto in generale riferito alla consapevolezza. Io penso di aver esaurito la mia trattazione e passo la parola alla dottoressa Stiz. Buona serata a tutti, grazie. Grazie geometra Botte, tutto molto chiaro. Direttore De Giacomo, a lei la parola per le conclusioni. Ma niente, io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti, anche perché si è evidenziata la professionalità di tutte le figure coinvolte. Permettetemi 2 ringraziamenti particolari, uno all'ingegnere Artusato che si è fidato di noi e uno anche al nostro presidente che ci ha seguito in questa avventura, perché non è neanche facile portare avanti questi progetti sperimentali. Qualcuno ci ha detto sì, ma la patente appunti va agli imprenditori, non va fatta ai lavoratori, per dire, no? Tutte cose vere, ma in realtà dopo sul campo ci sono i lavoratori, quindi noi dobbiamo salvaguardare prima di tutto i lavoratori e con questo sistema in effetti riusciamo anche a fare questo. L'altro punto che col Presidente abbiamo parlato, approfondito, è il ruolo dei coordinatori. I coordinatori e del coordinamento, solo col coordinamento all'interno del cantiere si riesce a gestire bene il cantiere. In effetti io sono rimasto entusiasta quando ho visto nella sede di Veneto Strade i progetti che avevano studiato per questi interventi, perché erano progetti studiati nel dettaglio. Era la prima volta che vedevo progetti così ben studiati nel dettaglio, dove nulla era lasciato al caso. E quindi ecco perché siamo molto contenti di aver partecipato, speriamo di poter continuare e se ci viene permesso vorremmo proporre anche ad ANAS questo modello qua, no? Perché in effetti è un modello che riesce a garantire una gestione sostenibile di grandi opere. Bene, grazie a tutti, buona serata. Un vivo ringraziamento a tutti i relatori, una buona serata, alla prossima. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera. Buonasera.